nuovo appuntamento con Focus Attualità, ben ritrovati. Questa è la settimana importante per le scuole, i ragazzi delle scuole superiori sono tornati in presenza, ma è stata una settimana, definiamola avventurosa, per i dirigenti scolastici che hanno dovuto riorganizzare la didattica dopo l'ordinanza all'ultimo minuto davvero del presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì. C'è stato un momento di disorientamento, diciamo, anzi ricordiamo che l'ordinanza in realtà lascia libere le famiglie di decidere sul ritorno in classe, quindi capiremo insieme ai nostri ospiti quanti alunni hanno deciso di rimanere in DAD, quanti hanno invece deciso di tornare in presenza. Sono con noi e li ringrazio per aver accettato il nostro invito la dirigente scolastica dell'Istituto Oliveti di Locri, la dottoressa Giovanna Maria Autelitano. Grazie per essere con noi. Al dirigente scolastico del Liceo Siciliani di Bisignano, il dottor Andrea Codispoti, e grazie molte per essere con noi alla dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Falcone di Acri, Anna Bruno. Abbiamo cercato anche di rappresentare un po' tutta la Calabria con loro. Intanto vedremo come nei loro istituti, perché quando parliamo di scuole superiori si parla di centinaia di ragazzi e quindi di classi, di lezioni da gestire, capiremo come si sono organizzati e come hanno fronteggiato questa nuova ordinanza a cui dare risposte. D'altro canto le famiglie che sicuramente avranno avuto alcuni pareri favorevoli, altri meno. So che sulle chat delle scuole si è rimasti fino a notte tarda, insomma, a parlare. Però prima di entrare nel vivo della trasmissione facciamo un passo indietro, torniamo a sabato, e cioè quando è stata firmata l'ordinanza regionale. Vediamo questo servizio, poi cominciamo a sentire le voci di chi si è adeguato all'ordinanza, di chi vive in prima persona appunto questa delicatissima fase che stiamo vivendo. Vediamo questo servizio. Presenza in aula al 50% e didattica digitale integrata per tutti gli studenti delle scuole superiori le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, e quanto prevede a partire dal prossimo 1 febbraio l'ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione Calabria Nino Spirlì, con la quale vengono fissate ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza Covid-19. Nell'ordinanza viene sottolineato come la ripresa in presenza delle attività scolastiche secondarie di secondo grado necessita di forte attenzione, prudenza e degli opportuni contingentamenti nell'ottica delle indicazioni nazionali circa la riduzione delle movimentazioni delle persone e del divieto di assembramento. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le istituzioni universitarie, è scritto nell'ordinanza, limitano la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca nei primi 30 giorni della ripresa di attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l'attività in presenza già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali. Alle istituzioni scolastiche in questione è raccomandata un'organizzazione che preveda la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista, la didattica integrata online in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula, la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta nell'ottica di una migliore gestione organizzativa anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso e uscita. Un'ordinanza che consenta alle famiglie di poter decidere secondo le proprie necessità se fare uscire o meno i ragazzi di casa, afferma Spirlì. È uno strumento democratico perché supera ogni possibile partigianeria. Lo abbiamo sentito, secondo il presidente facente funzione della Regione Calabria è uno strumento democratico. I presidi nella maggior parte, i dirigenti scolastici, oggi si chiamano così, si sono detti disorientati, si è parlato di caos, insomma, all'inizio nelle scuole, è realmente così. Dottoressa Autelitano, parto da lei, sicuramente sarà stato un weekend molto movimentato, no? Avete passato sicuramente sabato e domenica a scuola per riorganizzarvi.
No, vabbè, per quanto riguarda la mia scuola, noi avevamo già organizzato il rientro dei ragazzi al 50% della capienza delle aule, per cui non è stato necessario rivedere l'organizzazione da questo punto di vista. Certamente sabato, domenica mattina ho dovuto preparare la circolare da inviare ai genitori, perché chiaramente la scellerata scelta del presidente di consentire ai genitori di scegliere se rientrare o meno in presenza a scuola ha creato notevoli problemi alla scuola, perché chiaramente noi ci aspettavamo, insomma nella mia scuola i ragazzi sono rientrati quasi tutti, però ci sono stati tanti genitori che hanno richiesto la didattica, ancora la continuazione della didattica a distanza, e questo certo ha creato problemi, perché abbiamo dovuto rivedere gli orari, la riorganizzazione, insomma rimodulare gli orari per riorganizzare l'attività a distanza in maniera diversa rispetto a come l'avevamo già organizzata. Sicuramente un po' di disorientamento da parte di tutti l'ordinanza l'ha creata. Diciamo che alla fine l'ordinanza lascia a noi come dirigenti scolastici l'ultima parola e la responsabilità finale, perché di fatto l'ordinanza non decide se raccomanda. Invece, ecco, questo è un grosso problema, perché o si decide di lasciare la scuola aperta o si chiude. Altrimenti, insomma, c'è grande confusione tra ciò che dice l'ordinanza ministeriale e quindi le direttive nazionali e quello che poi viene ogni volta, insomma, riproposto dalle ordinanze regionali. La scuola sì è molto disorientata, è un periodo molto difficile per la scuola anche per questo, perché non si ha chiarezza nelle ordinanze, ciò che insomma è necessario avere più chiarezza, altrimenti c'è il caos. Assolutamente sì, dottor Ecodispoti, condivide questa analisi? Lei, penso come la dottoressa Autelitano, ha vissuto sulla sua pelle anche queste ore, no? Le state vivendo ancora, perché ognuno di voi poi cerca di far fronte a tanti genitori, a tante famiglie, all'organizzazione interna. Noi nei giorni scorsi abbiamo sentito anche il preside del Telesio, per esempio, e lui insisteva molto e proponeva la didattica a distanza al 100%, quindi un po' discostandosi dall'ordinanza regionale. C'è anche tra di voi questo dibattito forte acceso? Parto da questo presupposto, cioè fare una didattica a metà in presenza, a metà a distanza, crea grandi difficoltà. Prima di tutto crea grandi difficoltà agli alunni, perché una cosa è avere una didattica totalmente in presenza, per cui il docente ha di fronte a sé, insomma, sul computer tutta la classe, organizza una didattica digitale tutta quanta e questo va bene. Oppure tutto in presenza. Quindi sono anche strategie didattiche diverse, ma maggiormente efficaci rispetto alla DAD, sicuramente, però invece questo mescolare la didattica in presenza e la didattica a distanza, nei 2 giorni in cui l'abbiamo sperimentata a Bisignano, ha creato malcontento sia negli studenti, sia nel corpo docente, che hanno oggettive difficoltà a gestire la presenza e il computer davanti agli occhi dei ragazzi. Quindi i ragazzi, soprattutto a casa, stanno avendo difficoltà di apprendimento, dicendo è meglio allora tutto a distanza. Ora, la collega diceva giustamente, sono delle raccomandazioni, però delle raccomandazioni che hanno generato grande confusione nell'utenza, perché hanno fatto passare il principio che l'utenza può decidere, quasi quasi che la scuola sia ormai diventata una piattaforma televisiva on demand, in cui io decido una sera di vedere un film e poi un'altra sera invece non l'accendo proprio. No, la scuola è una cosa diversa, è una cosa molto più complessa, che prevede una relazione tra docenti e studenti. E questo, diciamo, far passare che la didattica digitale a distanza sia ormai un diritto non può essere accettato. Ora, Spirlì, secondo me, io ho avuto ieri, diciamo, un incontro come sindacalista
con Spirlì, abbiamo avuto le organizzazioni sindacali, un incontro con Spirlì per dire che non siamo d'accordo con l'ordinanza sindacale, con l'ordinanza del facente funzioni presidente. Però abbiamo visto anche un irrigidimento da parte della Regione, che fa passare come raccomandazioni le raccomandazioni come se fossero degli ordini, e questo non è neanche corretto, perché si sta minando poi anche questo principio dell'autonomia scolastica. Diciamo, la pandemia sta trasformando i rapporti tra le istituzioni scolastiche e il territorio. Insomma, ci sono tanti problemi. Ho provato a parlare con lei, ma anche questa nostra trasmissione via Skype, che riflette i problemi e i nuovi metodi di lavoro a cui la pandemia ci ha costretti, no? Perché la pandemia non ha modificato solo la scuola, sta modificando un po' tutto il mondo del lavoro. Speriamo di poter tornare presto alla normalità. Comunque, avevo provato a farle una domanda, ma la giro direttamente alla dottoressa Bruno, che ricordo è dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Falcone di Acri. Dottoressa Bruno, quello che ci diceva prima il dottore Codispoti dovrebbe essere la cosiddetta didattica integrata, no? Le scuole perché non sono pronte, o meglio, perché non riescono, perché si genera quella confusione di cui ci parlava il dottore Codispoti? Sì, in realtà la problematica è stata a me rappresentata sia da parte dei docenti che da parte degli alunni. Anche i docenti mi dicono che hanno difficoltà ad interagire con gli alunni a casa e con gli alunni a scuola, perché hanno dei tempi diversi, sia di svolgimento delle lezioni che di apprendimento, che comunque c'è un'organizzazione diversa a casa rispetto alla scuola. Come la collega, noi ci siamo organizzati anche con il 50% della capienza delle aule, e da questo punto di vista problemi non ne abbiamo. E più che pensare se l'ordinanza fosse giusta, sbagliata, a ciò che in realtà si è generato intorno a questa ordinanza, ho cercato di organizzarmi, anche perché nel momento in cui è stata pubblicata ho avuto immediatamente i messaggi da parte dei docenti, da parte degli alunni rappresentanti d'istituto. Adesso cosa facciamo? Adesso cosa facciamo? Ci organizziamo. E le famiglie, naturalmente abbiamo divulgato un documento da far, diciamo, visionare alle famiglie, attraverso il quale eventualmente richiedere la didattica direttamente a distanza. Ad oggi abbiamo avuto circa 20 richieste che naturalmente esamineremo nei dettagli, nel senso che è vero che la didattica a distanza può essere chiesta dal genitore, c'è questa facoltà, però i ragazzi non devono chiudere le fotocamere, la scuola è aperta e qualora dovessero esserci problemi devono venire a scuola, anche per le attività laboratoriali. Gli alunni portatori di handicap che preferiscono la didattica in presenza, ci sono classi intere che mi chiedono di venire in presenza, e c'è una classe invece che mi chiede di andare tutta a distanza. Certo dobbiamo riorganizzarci e non è semplice, però sicuramente lo abbiamo fatto da settembre, dallo scorso anno, da quando c'è stata l'emergenza sanitaria. Abbiamo stilato un orario, poi lo abbiamo modificato, l'orario dei docenti e degli alunni, abbiamo modificato ancora e poi abbiamo modificato ancora dopo l'ordinanza. Quindi noi ci atteniamo alle regole, facciamo del nostro meglio in attesa poi comunque di determinazioni successive, atteso che l'ordinanza comunque ci dà un mese, diciamo, di tempo, nel senso che è applicata per un mese di scuola. E lavoriamo con didattica in presenza, didattica mista e didattica completamente a distanza. Come tutti i dirigenti scolastici, anche io mi sto adoperando in tal senso, cercando di fare veramente il meglio, ma per i ragazzi, per evitare loro disagi, e quindi consegna di ulteriori computer, connettività. Ci stiamo organizzando, ripeto, veramente
andando incontro alle esigenze anche delle famiglie. Però certamente questa non è una situazione estremamente positiva. Certo, non ho dubbi e si vede l'impegno straordinario a cui le scuole sono chiamate in questo momento. Probabilmente il vaccino dovrebbe essere somministrato soprattutto nelle scuole in questo momento, perché la scuola secondo me è una priorità, perché poi i ragazzi hanno in questa situazione le difficoltà e anche il rischio di perdere tanti mesi, perché la didattica a distanza non potrà mai sostituire la didattica in presenza e loro ormai sono tanti mesi che stanno perdendo non solo un pezzo della propria vita, ma anche quella formazione che non sarà possibile recuperare per così, visto che si protrae così a lungo poi in futuro. E di questo non so, insomma, so che voi state facendo di tutto per arginare davvero queste difficoltà, però c'è tanto da riflettere, perché si tratta di tanti e tanti ragazzi, di centinaia di ragazzi, di una generazione intera che si ritroverà senza un pezzo della loro vita. Vi chiedo, lo chiedo a tutte e tre, cominciando come al solito dalla dottoressa Autelitano, i banchi a rotelle, no? Se ne è parlato tanto all'inizio dell'anno scolastico, sono arrivati, e ancora la didattica a distanza, si continua purtroppo a lavorare anche con la didattica a distanza, perché resta uno degli strumenti, o almeno quello maggiormente pare richiesto, quello che ci ha consentito finora quantomeno di mantenere un filo, no? di mantenere un rapporto con i ragazzi. Per la didattica a distanza le reti sono solide, ecco, e questa è la domanda. Forse si poteva investire di più sulla tecnologia piuttosto che sui banchi a rotelle? Cominciamo da lei. Allora, per quanto riguarda i banchi a rotelle, allora bisogna anche sfatare un po' questa cosa che si dice, insomma, le scuole hanno chiesto, perché il Ministero ci ha inviato di rispondere a un fabbisogno che le scuole potevano avere di banchi. Noi abbiamo risposto, e in base alle nostre risposte sono arrivati i banchi a rotelle o meno, perché noi potevamo scegliere nelle scuole. Diciamo che quello è un investimento che può essere anche utile, non tanto i banchi a rotelle, ma insomma i banchi che in quanto si è rinnovato un po', diciamo, tra virgolette, il mobilio scolastico. Per quanto riguarda le reti, noi abbiamo avuto i fondi da parte del Ministero, per cui sicuramente le scuole, io ho rinnovato tutta la connettività delle scuole, le ho potenziato nella mia scuola. Il problema non è la scuola, è il territorio, perché molti sono stati i ragazzi che hanno lamentato problemi di connessione, che si connettono un'ora sì e un'ora no, quindi che svolgono la didattica a singhiozzo, la didattica a distanza a singhiozzo, scelgono la materia e vanno a svolgere. Quindi è chiaro che la didattica a distanza non sostituisce la didattica a presenza e crea anche un grosso problema, che è il problema praticamente dell'isolamento dell'alunno, che essendo solo diventa un po' difficile il controllo, tra virgolette, didattico e dell'apprendimento vero, perché chiaramente non è, io per esempio nella mia scuola mi sono organizzata in maniera tale che l'alunno seguisse l'orario scolastico, quasi tutte attività sincrone, attività sincrona pochissima, eppure noi abbiamo non tanto il liceo classico quanto nei licei artistici degli alunni che sono fortemente in difficoltà e rimangono ancora in difficoltà se si consente a questi ragazzi di scegliere. Ora la scelta, il genitore non può scegliere se inviare il figlio a scuola o no, la scuola non è un mercato che si sceglie se frequentarla o meno, questo è proprio da criticare e veramente, insomma, crea grande angoscia a chi ama veramente la scuola, a chi pensa alla scuola come un posto dove l'alunno cresce, si forma e come si prepara per il futuro. Per cui certamente la didattica a distanza crea notevoli problemi. Io sono assolutamente per la didattica in presenza al più presto, che gli alunni rientrino al più presto a svolgere l'attività didattica, perché se
è tutto aperto e noi andiamo nei centri commerciali e vediamo benissimo che ci sono folle di ragazzi anche senza mascherina, è bene che i ragazzi rientrino a svolgere il proprio lavoro e la propria attività didattica per un apprendimento migliore a scuola. Quindi questo è il mio pensiero, naturalmente. Grazie. Dottore Codispoti, la scuola noi l'abbiamo sempre un po' pensata come la possibilità dell'ascensore sociale, no? Anche per chi non avesse una famiglia forte alle spalle. Questa situazione che ci troviamo a vivere garantisce ancora questi diritti? E poi vorrei capire anche il suo pensiero rispetto ai banchi a rotelle, se sono veramente utili. Noi, non so, abbiamo qualche, o almeno io personalmente ho qualche perplessità, ma mi rivolgo sempre agli operatori della scuola, a chi la scuola la fa, per capire se è sbagliata come sensazione o in realtà è vera, no? Perché poi bisogna verificarle le cose prima di poterle affermare concretamente. E poi ancora la tecnologia sicuramente è il futuro, però nel presente ci aiuta, ma siamo capaci di padroneggiarla? Allora, la prima domanda, diciamo, l'ascensore sociale si è bloccato perché le famiglie che possono sostenere i loro figli negli apprendimenti, questi figli andranno avanti. Le famiglie socialmente più deboli o che hanno ragazzi, diciamo, con difficoltà di apprendimento, come dire, aumentano queste difficoltà e rimarranno più indietro. Quindi in questo momento c'è una generazione che viene segnata dalla loro origine sociale, quindi ha difficoltà a migliorare nella sua condizione di vita mediante un percorso di studio, e questo è estremamente grave. Purtroppo la pandemia ha creato tutto ciò. Riguardo ai banchi e alle sedute didattiche, la collega diceva giustamente, diciamo, la qualità delle sedute didattiche non è buona. Queste sedute didattiche, queste, diciamo, con le banche a rotelle si rompono facilmente, poi insomma non hanno riscosso grande funzionalità. E l'investimento però dalle notizie che abbiamo dai giornali è stato enorme, si parla di circa 500 milioni di euro, una cifra esorbitante rispetto, diciamo, all'utilità poi vera che bisognava raggiungere. Il distanziamento noi l'abbiamo fatto, lo potevamo fare, l'abbiamo fatto nelle aule, grazie anche agli interventi sull'edilizia. Lì bisognava probabilmente investire maggiormente, bisognava maggiormente investire questa cifra forse anche nel personale. Il numero di alunni per aula, finalmente si comprende che non deve essere alto, bisogna abbassare il numero degli alunni. Allora questi centinaia di milioni probabilmente potevano servire a una migliore diciamo, programmazione. Ora, la difficoltà della didattica in presenza e a distanza. L'irrazionalità della pandemia ci porta ad avere paura, a rifugiarci nelle case. Io comprendo le famiglie. All'inizio, per esempio, non ho dato la possibilità alle famiglie di scegliere se mandare il figlio a scuola o di tenerlo a casa. Ho detto ci sono i turni, abbiamo creato questo 50% in presenza e 50% a distanza, però adesso mi rendo conto che probabilmente questo mio irrigidirmi su una posizione di non lasciare alle famiglie di scegliere anche di far rimanere i figli a casa, devo diciamo, fare un passo indietro. Oggi stesso avrò stasera un consiglio d'istituto urgente e quindi faremo un deliberato, vedremo cosa dicono i ragazzi, già li ho sentiti, vedremo cosa dicono i genitori, vedremo anche il parere dei docenti, tireremo le somme e probabilmente andremo, almeno a Bisignano, alla possibilità per le famiglie di tenere i loro ragazzi a casa. Io penso che alla fine bisogna governare la scuola con il consenso di tutte le parti, cioè tutte le parti si devono trovare con calma, discutere e trovare una sintesi che possa, diciamo, soddisfare i fabbisogni di ognuno. Certo, dottoressa Bruno, da lei invece sono arrivati i banchi a rotelle, insomma è la stessa domanda, e con le reti siete stati, insomma, in qualche modo siete riusciti a garantire a tutti la didattica a distanza in questo periodo, prima della riapertura chiaramente mi riferisco?
Per quanto concerne i banchi a rotelle non li abbiamo ordinati, io non li ritengo funzionali, quindi non li abbiamo richiesti. I ragazzi stanno utilizzando i classici banchi che sono un po' più piccoli rispetto a quelli tradizionali, ma sicuramente più funzionali. Per quanto concerne invece la rete è stata potenziata, per cui c'è una connettività garantita sia ai ragazzi, quindi a tutte le aule, che agli uffici. E stiamo provvedendo attraverso un progetto, utilizzando naturalmente i fondi ministeriali, anche alla separazione delle reti fra gli uffici e la didattica ed all'autenticazione anche degli studenti in ottemperanza alle recenti direttive sul cyberbullismo, e quindi ci sarà una profilazione diciamo differente anche per gli utenti. Come dicevo, problemi quindi di connettività non ne abbiamo. I ragazzi lamentano un po' di problemi legati all'acustica, quindi alla presenza di una parte di alunni rispetto alla totalità, un po' di problemi di acustica, però problemi di connettività no, non ne abbiamo. Certo, poi quello dipende forse anche dalle piattaforme, no? Perché ogni scuola decide di adottare una piattaforma diversa. Abbiamo potenziato la rete e questo ci ha consentito di garantire la connessione anche agli uffici. Poi ripeto, con questo progetto separeremo i due aspetti, però non abbiamo rallentamenti nel lavoro d'ufficio e i docenti riescono a connettersi con i ragazzi a casa tranquillamente. Certo, altro fronte su cui vorrei capire, insomma, come vi muovete. Ogni scuola, almeno fino a prima dell'ordinanza, adesso non so se l'ordinanza la contempla, questa possibilità, aveva un referente Covid. Hanno funzionato. Sicuramente voi come dirigenti scolastici avete dovuto anche firmare e adottare delle quarantene per le classi. Insomma, quanto è stato difficile, quanto è difficile gestire anche la pandemia. Tra l'altro si parla molto in questo momento della variante inglese a cui pare i ragazzi siano molto sensibili, ci sono dei casi anche in Lombardia. Allora, vi spaventa questa nuova variante, questo nuovo scenario di pandemia? E all'interno delle scuole i protocolli saranno adottati, ma è sempre possibile rispettarli oppure no? Cominciamo da lei, come al solito, dottoressa Autelitano. Allora, sì, sicuramente c'è la nomina del referente Covid era anche obbligatoria, per cui sì, la mia scuola ha il referente Covid. Io sono stata una scuola fortunata perché fin qui che eravamo in presenza non ho avuto positività né da parte di alunni né da parte di docenti o non docenti, quindi non ho avuto problemi di chiusura eccetera. Adesso in questo periodo certamente c'è un'ansia superiore perché i contagi sono nella Locride molto aumentati, per cui c'è una certa ansia, c'è anche un'organizzazione, come devo dire, un controllo più severo perché le regole siano rispettate perfettamente da parte dei ragazzi che sono in presenza, da parte del personale docente e non docente. Noi cerchiamo di fare come scuola del nostro meglio e più del nostro meglio per evitare i contagi. Sappiamo però che che il ragazzo che viene dall'esterno può essere un portatore anche asintomatico di contagio, per cui chiaramente rischio zero non esiste e quindi sì, siamo molto preoccupati, c'è una preoccupazione da parte di tutti, questo però chiaramente la preoccupazione non deve, essendo noi insomma siamo diventati, la Calabria è diventata zona gialla, quindi tutto più o meno è aperto e per cui chiaramente insomma dobbiamo aspettarci anche che arrivino le positività nelle scuole e in questo caso applicheremo i protocolli ministeriali che già a inizio anno erano arrivati con il regolamento che è stato già pubblicato sul sito della scuola eccetera, per cui tutti che conoscono tutti
Il problema non è, io critico, cioè noi come scuola, no? La scuola viene indicata sempre l'ultima, non so come dire, insomma, è agli ultimi posti di considerazione, e però nella scuola i contagi sono stati pochissimi, e il problema è l'esterno, perché noi chiaramente la paura dei genitori non è perché a scuola c'è il contagio, ma il problema dei genitori è perché fuori ci può essere il contagio e la sanità fa acqua da tutte le parti, per cui Io la devo fermare, capisco perfettamente la sua posizione e completeremo questo ragionamento subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Seconda parte di Focus in questa trasmissione, in questa gran parte di questa trasmissione dedicata alla scuola dopo l'ordinanza del presidente facente funzione Nino Spirlini. Stiamo parlando con i diretti interessati, con i presidi che si sono ritrovati a fronteggiare questa ordinanza e ci hanno detto insomma di essere un poco disorientati, anche se da professionisti poi quali sono hanno fatto sì che le famiglie, i ragazzi non ci siano insomma poi state delle difficoltà nell'applicazione, nel garantire la didattica. Prima di tornare però a parlare con i nostri ospiti, vi voglio far sentire il primo giorno di scuola, che cosa è successo per esempio a Catanzaro, vediamo. Ha il sapore di un nuovo inizio il primo giorno di scuola, il ritorno in classe per i ragazzi delle superiori al Fermi di Catanzaro si sono organizzati così. Siamo prima e quinta in presenza e seconda, terza e quarta in data. I ragazzi indossano la mascherina e riflettono sulla didattica a distanza. È abbastanza impegnativa. Si riuscivano a capire bene le cose, però è bello ritornare in classe perché comunque c'è sempre quel rapporto professori-alunni che si può rafforzare a mano nei tempi. La DAD non mi piaceva molto, anche a livello di didattica e spiegazione dei professori. Anche in didattica a distanza si riusciva a tenere anche le amicizie della classe, quindi si poteva tenere il gruppo aperto. Abbiamo fatto poco di scuola e ci hanno subito chiuso in didattica a distanza, quindi per noi di primo, che è stato un anno per iniziare a socializzare, è stato un po' difficile, però tutto sommato ce la siamo cavata. Ad essere disorientati dopo l'ultima ordinanza regionale sono i dirigenti scolastici. Venerdì sera abbiamo finito tardi per deliberare l'organizzazione sulla base del DPCM, venerdì sera, 29 gennaio. Il 30 gennaio le cose cambiano. Abbiamo deliberato di nuovo ieri. Io mi faccio una domanda. Vorrei gentilmente che chi parla di scuola a tutti i livelli coinvolgesse chi la scuola la conosce e la vive, chi conosce gli equilibri che regolano la scuola, perché altrimenti io mi sento un Don Chisciotte contro i mulini al vento. E perché? Io sto lottando per cosa? Sto lavorando per cosa? Me lo volete spiegare? Insomma, parole molto forti. Dottoressa Autelitano, che con lei eravamo rimasti a metà, no? Sul discorso, lei condivide anche lo sfogo, no? Della dirigente scolastica di Catanzaro, la dottoressa Agosto, che abbiamo sentito in questo servizio del telegiornale. Lei dice Don Chisciotte contro i mulini a vento, no? Ha usato un'immagine molto forte. Sì, la condivido perché in effetti è proprio così. Chi emana ordinanze, insomma noi assistiamo a veramente a un'organizzazione dell'attività scolastica dall'esterno che è veramente fatta, cioè da chi di scuola non ha cognizione, non capisce nulla, perché insomma la scuola
E la scuola la conosciamo noi perché la viviamo, perché ci stiamo dentro, noi conosciamo le problematiche, noi possiamo, cioè invece noi non siamo mai chiamati nei tavoli tecnici o là dove è necessario decidere per il bene e il buon funzionamento della scuola. Quindi sì, condivido perfettamente, perché anche io ho dovuto fare la riunione il giovedì, poi il venerdì, poi ho dovuto richiamare il sabato. Poi insomma una serie di riunioni per organizzare il rientro dei ragazzi che è stato tutto vanificato poi da un'ordinanza. E certo, questo vuol dire che insomma c'è poca considerazione intanto della nostra professione, questo già la dice lunga, e poi insomma della scuola in generale. Certo. Condivido perfettamente. Dottore Codispoti, insomma, perché non si riesce a far sentire con più forza la voce della scuola? E poi prima la dottoressa Autelitano accennava ad un altro elemento, no? Quello cioè, lei diceva, le scuole sono sicure, i pericoli arrivano dall'esterno, soprattutto i trasporti. Noi abbiamo sentito anche su questo nei giorni scorsi l'assessore regionale, la quale ci ha detto ma i pullman in realtà viaggiano vuoti, quindi non tutti gli studenti assolutamente utilizzano i mezzi pubblici. Dove sta la verità? E poi ancora il rapporto tra la scuola e l'ASP, no? In caso di emergenza è così stretto, funziona? Allora, ci sono molte cose da dire, cercherò di essere brevissimo. Sono d'accordissimo con la collega del Fermi di Catanzaro, con la collega Costi del Catanzaro. Allora, la concertazione tra gli enti locali, l'ASP e diciamo, il mondo della scuola c'è stata. Per esempio per gli esami di Stato, quando è finita diciamo, la parte emergenziale iniziale, quindi si è creato un tavolo tecnico presso l'ufficio scolastico regionale, questo tavolo tecnico ha dato ottimi risultati, quindi si sono fatti gli esami di Stato in presenza e sono andati bene. Per l'avvio dell'anno scolastico è successa la stessa cosa, è stato molto difficile concertarsi fra tutte le parti, però ci siamo riusciti e l'inizio dell'anno scolastico è andato bene. Dopodiché questa diciamo, modalità di raccordo tra mondo della scuola, enti locali diciamo, e diciamo, il mondo dei servizi a supporto degli apprendimenti è saltato. E quindi si è proceduto ultimamente per diciamo, ordinanze regionali, per DPCM, senza più sentire il mondo della scuola. L'ultima ordinanza di Spirlì, la numero 4, è andata in questa direzione, senza un confronto col mondo sindacale scolastico. Per cui le organizzazioni sindacali solo ieri sera sono state audite da Spirlì grazie anche all'interessamento del prefetto di Catanzaro. E c'è un'agitazione all'interno diciamo, delle organizzazioni sindacali che non accettano questo modo di procedere e soprattutto dicono a Spirlì nessuna contrapposizione, siamo sulla stessa barca, noi riconosciamo il grande sforzo che sta facendo la Regione Calabria per bloccare la pandemia nel nostro territorio. Però contemporaneamente avrebbe dovuto dire al mondo della scuola, avrebbe dovuto chiedere al mondo della scuola, è il caso che io metta le 3 raccomandazioni dentro l'ordinanza? Non è forse il caso che ne parliamo, vi faccio una lettera in cui dico attenzione al contagio perché io ho paura che i ragazzi possano diciamo, diffondere il contagio tra di loro e anche ulteriormente. Quindi noi avremmo recepito e avremmo detto io ho possibilità di fare così, ho possibilità di fare in quest'altra maniera e si rispettava anche l'autonomia scolastica. C'è un problema di tracciamenti da parte dell'ASP. Quando noi mandiamo, scoppia il caso all'interno di una classe, noi mandiamo poi diciamo, tutto il tracciamento da fare, tutti i nominativi, e l'ASP si attiva. Spesso e volentieri, va detto, i tamponi non vengono fatti, quindi si aspetta la quarantena fiduciaria di 15 giorni. Se diciamo, i casi rimangono asintomatici, poi dopo con calma avviene diciamo, la fine della quarantena. Questo non va perché bisognava mettere su laboratori per il tracciamento ad hoc per la scuola. Questo non è stato fatto a suo tempo, è chiaro che adesso procediamo con quello che si può fare. L'ASP non ha tutta la possibilità di fare i tamponi al mondo scolastico, ce lo dobbiamo dire.
Trasporti. I trasporti andavano raddoppiate le corse sin da subito. È chiaro che adesso molte compagnie lamentano i mancati incassi perché fondamentalmente i ragazzi sono stati a casa in questo periodo, quindi sui pullman non ha viaggiato nessuno. Poi ancora adesso al 50% e di questo 50% molte famiglie preferiscono fare uno sforzo e accompagnare i ragazzi a scuola direttamente. Però in realtà bisognava partire subito con un raddoppio delle corse, che non significa il raddoppio dei vettori, non delle corse. Cioè se per esempio da Bisignano partiva un pullman, bisognava mettere 2 pullman contemporaneamente per permettere che questi vettori i ragazzi stessero in sicurezza e soprattutto poi ci sono anche un mondo di pendolari che prende il pullman e che quindi non ci fosse commistione anche con altre categorie di lavoratori. Il referente Covid, e poi chiudo, è sotto pressione, purtroppo da me c'è stato anche un caso in cui il referente Covid si è dimesso proprio perché non ha retto anche la tensione emotiva. E la capisco benissimo, capisco il docente che ha preferito dimettersi. Per fortuna nella scuola c'era un altro docente, una professoressa che aveva la preparazione adeguata per il ruolo e ha accettato la nomina referente Covid e mi ha tolto da un grosso problema. Però dico questo perché? Perché se un referente Covid è sotto pressione, si sente anche emotivamente molto presa, immaginiamoci i dirigenti scolastici in tutta questa situazione, sotto quale pressione stanno lavorando e spesso e volentieri il sonno ci viene meno. Certo, tra l'altro lei tocca anche un nervo scoperto, nel senso che come scuole siete stati lasciati praticamente da soli a gestire una cosa più grande di voi, come una pandemia, nessuno ha fatto formazione per i responsabili Covid, così come per gli insegnanti, no? Per i dirigenti scolastici, quindi avete dovuto reinventarvi in questo. Dottoressa Bruno, a lei voglio chiedere questo, e mi riallaccio però al discorso che si stava facendo della emergenza pandemica. Si è parlato spesso della figura dell'infermiere della scuola, nella scuola per insomma, sostenervi per i tamponi, per aiutarvi nella gestione anche sanitaria. È rimasto tutto sulla carta, chiaramente, vero? Sì, è rimasto tutto sulla carta. Io l'avrei vista avrei visto questa figura in maniera positiva, veramente a supporto delle scuole, anche se ci siamo organizzati, come per tutto il resto, nel migliore dei modi. Abbiamo allestito l'aula Covid, per fortuna non utilizzata, abbiamo avuto anche noi 2 contagi, ma 3 giorni dopo siamo andati in didattica a distanza. E per fortuna i ragazzi e i docenti hanno rispettato le norme prescritte e non c'è stato nessun altro contagio. Quindi hanno, ovviamente durante le lezioni, per tutto l'orario scolastico, i ragazzi mantenuto la mascherina, i docenti mascherina, visiera, gel per sanificare le mani, predisposto tutto all'interno dei servizi igienici, all'ingresso, misurazione della temperatura con scanner elettronico. Le misure le abbiamo adottate nelle scuole, però, come diceva la collega, il problema è all'esterno delle scuole. Il problema adesso soprattutto che siamo in zona gialla, sicuramente all'esterno i ragazzi si incontreranno, mi auguro con le mascherine che continuino a tenerle, mi auguro con la distanza di sicurezza, però nutro seri dubbi. E poi per quanto concerne invece il rapporto con l'ASP, da noi funziona benissimo. Nel momento in cui abbiamo avuto i contagi, immediatamente siamo stati contattati, è stata attivata tutta la procedura di rito con la classe in quarantena, anche un controllo, se così lo posso definire, nei confronti dei docenti, se avevano avuto rapporti con i ragazzi positivi e che tipo di rapporti. Poi ripeto, è andato tutto bene, non c'è stato nessun contagio. Però le scuole da questo punto di vista, sono d'accordo con i colleghi, funzionano.
Noi ci siamo adoperati, ma anche le famiglie, i docenti, gli alunni fanno la loro parte e grossi problemi non ne abbiamo. La figura dell'infermiere io l'avrei vista veramente a supporto delle scuole e avrei anche predisposto il tutto per prima del rientro, ormai abbiamo già iniziato, mi sarei al posto, diciamo che l'attivazione comunque di un servizio reso alla comunità per quanto concerne i tamponi, anche se so che il sindaco si è attivato in tal senso, in quanto comunque figura molto presente e c'è una grossa collaborazione con le istituzioni scolastiche. Però farei di più, procederei con i vaccini. Quindi al di là dei tamponi ritengo che il vaccino sia essenziale, fondamentale e nel momento in cui ci daranno la possibilità, tra l'altro in qualità di soggetto fragile sarò la prima a sottopormi perché sono sempre presente a scuola, appunto non mi assento mai, però ribadisco soggetto fragile, devo prestare attenzione, però i documenti circolano, le persone vanno ricevute, l'utenza va ricevuta, facciamo del nostro meglio, attendiamo ulteriori determinazioni in merito rispetto a tutta la situazione e sperando, mi voglio ripetere, che il vaccino possa dare un grosso aiuto anche alle scuole. E speriamo, anche se la Calabria non brilla, almeno secondo i dati nazionali per somministrazione di vaccini, vedremo e soprattutto ci auguriamo che si possa accelerare e ripeto che le scuole possano avere questa corsia preferenziale. Altro tema, perché ci abbiamo alla chiusura, sono i ragazzi, non li abbiamo lasciati per ultimi a caso perché anzi con loro e per loro vogliamo fare un discorso un po' più complesso perché lo abbiamo sentito anche nelle interviste, i ragazzi di prima che si aprono a un nuovo mondo, si trovano a vivere una dimensione completamente nuova e completamente senza riferimenti perché i compagni sono nuovi, i professori sono nuovi, avrebbero bisogno invece di più presenza e quest'anno invece è stato un anno completamente quasi trascorso dinanzi ad uno schermo, al computer, quindi per loro che tipo di anche valutazione si fa ai programmi, fino a che punto sono stati rispettati e poi c'è l'altro grande tema che sono invece i maturandi, come sarà per loro la maturità, la paura, l'incertezza, che cosa insomma affronteranno, come lo affronteranno, avete delle linee guida chiare su questo? Cominciamo da lei, dottoressa Autelitano, così rispettiamo l'ordine che ci siamo dati. Ancora non abbiamo linee chiare per quanto riguarda la maturità per i ragazzi del quinto anno. Si dice che rifaranno gli esami così come nell'anno precedente, quindi tutto un esame, un max esame orale senza gli iscritti. Insomma, tutto da vedere perché ancora non c'è nessuna certezza per quanto riguarda gli esami di maturità. Per quanto riguarda le classi prime, certo, noi tutti quanti, credo tutte le scuole, abbiamo rimodulato la programmazione perché andando a didattica a distanza chiaramente non si può parlare di un programma o di una programmazione così come sarebbe stata svolta in didattica in presenza. Quindi sì, non più ridotta, diversa chiaramente, con modalità anche di insegnamento diverso e una metodologia diversa. Il problema delle classi prime è un problema molto serio perché i ragazzi arrivavano nelle scuole superiori già con un periodo da marzo di DAD fino a giugno e quindi anche con notevoli difficoltà sia relazionali sia insomma dal punto di vista degli apprendimenti. All'inizio dell'anno avevamo predisposto, così come prevedevano le note ministeriali, un recupero per
significativo perché gli alunni potessero iniziare, gli alunni delle classi prime potessero iniziare in maniera ottimale, almeno insomma non dico ottimale ma discreta l'attività didattica insomma il percorso delle scuole superiori. Poi c'è stata la nuova chiusura e quindi certo qualche difficoltà anche dal punto di vista relazionale, i ragazzi delle classi prime lo avvertono e devo dire che sono proprio i ragazzi più felici di rientrare a scuola. Io ho le classi più numerose, cioè la metà, comunque il 50% delle classi in presenza sono proprio le classi prime, perché sentono il bisogno, la necessità di stare con i compagni, di relazionarsi, di confrontarsi, è uno degli elementi più importante appunto del vivere la scuola, perché altrimenti se non c'è questa interazione e questo rapporto relazionale insomma tra docenti e alunni e tra i compagni, naturalmente la scuola ha anche poco senso. Questo diciamo che anche per quanto riguarda le linee particolari sulla valutazione eccetera ancora non ne abbiamo avuto, probabilmente tutti noi abbiamo già predisposto dei criteri di valutazione che tengono conto sia del fatto che gli alunni sono stati in didattica a distanza, sia per il periodo della didattica a distanza sia per il periodo della didattica in presenza e essendo scuole ancora insomma l'autonomia della scuola c'è, credo che questi criteri verranno adottati per la valutazione del quadrimestre e poi per la valutazione di fine anno, tenendo sempre conto che la didattica a distanza non è mai la didattica in presenza e quindi chiaramente bisogna insomma non graziare nessuno, non regalare un anno scolastico così come abbiamo fatto l'anno scorso a chi non raggiunge gli obiettivi comunque prefissati dai documenti valutativi, ma comunque bisognerà tener conto che i ragazzi sono stati tanto tempo in DAD. Certo, insomma sarete meno severi, però non rinunciate ad essere meritocratici, mi sembra questo quello che lei ha detto. Dottore Codispoti, intanto le voglio chiedere se la situazione che ha ben delineato la dottoressa Autelitano si rispecchia anche nella sua scuola e poi rispetto alla maturità si può fare diversamente oppure no? O è una strada questa dell'esame orale, questa che insomma almeno sembra profilarsi l'unica soluzione possibile? Io sono del parere che non conviene fare un esame tradizionale, che quest'anno anche la formula adottata l'anno scorso possa ancora essere valevole. E bisogna anche fare i conti con ragazzi che sono da più di un anno, cioè da un anno e per 2 anni scolastici viziati nei loro apprendimenti, cioè l'anno scorso facevano il quarto, quest'anno fanno il quinto e iniziano oggettivamente ad avere un grosso peso di questa situazione. Cioè tutti noi siamo, oltre che molti di noi siamo non solo operatori della scuola ma siamo anche genitori e quindi vediamo sui nostri figli la difficoltà di affrontare emotivamente, socialmente, proprio affettivamente questa situazione. Quindi la valutazione deve essere in questo caso nettamente formativa, cioè deve far capire al ragazzo quali sono state le sue carenze, perché però per metterlo in condizione di superare queste difficoltà e avere poi un percorso di studio ulteriore sempre con successo formativo o anche entrare nel mondo del lavoro, potendo quindi poi trovare l'occupazione che più uno pensa essere consona al proprio profilo personale e di studio. Quindi è inutile in questo momento andare a fare un esame eccessivamente selettivo, non ne ha proprio alcun valore. Assolutamente non è il momento giusto. Allora, mancano davvero pochissimi secondi alla chiusura di questa prima parte di trasmissione e con voi ci saluteremo. Volevo sentire dalla dottoressa Bruno, Anna Bruno, siccome anche il dottor Codispoti l'ha accennato, questa emotività, i ragazzi sono cambiati, sono più sensibili, sono forse più fragili e anche questo inciderà sulla valutazione. Voi avete un ruolo in questo anno, ma anche lo scorso anno, forse più difficile, no?
difficile. I docenti dovranno anche, e gli alunni dovranno anche adeguarsi a questa nuova situazione, per cui sicuramente c'è stata una rimodulazione appunto di quanto previsto e progettato per quanto concerne gli apprendimenti e anche per quanto concerne la valutazione, che dovrà tenere conto soprattutto della fragilità dei ragazzi in questo periodo emergenziale. Ci è venuto a supporto il Ministero, dandoci la possibilità di prevedere nelle scuole anche un supporto di natura psicologica, quindi noi abbiamo proceduto anche in tal senso, però sicuramente i ragazzi stanno vivendo un periodo molto molto difficile. Per quanto concerne le classi prime, sono in presenza perché il rapporto capienza-aula alunni mi ha consentito di fare ciò. Però rimane sempre la problematica per le classi quinte, alcune delle quali vogliono venire in presenza, altre tutte in distanza, e la problematica è legata appunto agli esami di Stato. Certo, allora io vi ringrazio molto per essere stati con noi. Tra l'altro la scuola credo che sia intanto l'avamposto della società. Ciò che succede nella scuola ci apre al futuro e quello che sta succedendo è una vera e propria rivoluzione, e voi siete davvero delle persone intanto molto importanti per le famiglie, molto importanti per i ragazzi sia in questo momento che nel futuro, quindi vi auguro intanto di continuare a rimanere, ad essere saldi nella vostra difesa della scuola, perché questo si è percepito nella trasmissione. Magari torneremo ad occuparci di quello che è un tema che riguarda tantissime famiglie anche nella nostra regione, e ci sarebbero tante altre cose da dire, ma il nostro tempo è piccolo, quindi grazie per averci donato del tempo, per averci fatto capire tante cose. E volevo ringraziare anche la collega Carmela Formoso, che ci ha aiutato molto nella organizzazione di questa trasmissione. C'è la pubblicità adesso, poi seconda e ultima, anzi terza e ultima parte di Focus dedicata al servizio civile. Restate con noi. Terza e ultima parte di Focus Attualità. Abbiamo deciso di dedicarla a un argomento molto particolare e importante per tantissime persone, soprattutto per tantissimi ragazzi, perché per i ragazzi dai 18 ai 28 anni è una vera e propria opportunità. Parliamo del servizio civile. Noi parleremo in particolare del programma che si chiama Generatività Sociale, che è stato voluto dal Centro Servizi Volontariato di Cosenza, di cui è presidente il dottor Gianni Romeo. Grazie per essere con noi, dovremmo averlo in collegamento. La vedo. Benvenuto innanzitutto, e poi grazie per aver accettato il nostro invito a Kevin Garofalo. Lui è presidente dell'Associazione Sicurezza, Autonomia, Mobilità. Ci parlerà chiaramente della sua esperienza, di come davvero un servizio così importante che dura alcuni mesi può formare per il futuro, può formare umanamente, ma anche far acquisire delle competenze poi da spendere sul mondo del lavoro. Cominciamo però dal Presidente Romeo. Presidente, questo programma è un programma importante perché coinvolge 72 enti e poi ci sono 270 posti a bando per il servizio civile. Come è stato concepito, e poi i ragazzi che volessero partecipare al bando cosa devono fare? Sì, intanto grazie dell'ospitalità, buongiorno a voi, ai telespettatori. Sì, noi abbiamo presentato un programma abbastanza, come dire, complesso per certi punti di vista. Da altri punti di vista era necessario offrire a tutte le associazioni, anche quelle più piccole, la possibilità di poter accedere a questi programmi, perché con la legge nuova tante associazioni rischiavano di rimanere fuori.
per cui insomma abbiamo costituito una rete che, come ha detto bene lei, composta da circa 60-61 enti di terzo settore, e poi dato vita a questo programma che comprende 6 progetti. Sono 6 progetti, diciamo, negli ambiti più svariati, quindi dagli anziani ai giovani, all'ambiente, alla lotta alla povertà. Quindi ognuno si può rivedere come impegno in uno di questi settori e poi decidere di fare la domanda. Tutto va fatto online e troveranno chiaramente delle persone, c'è un numero di telefono dedicato al CSV, che li aiuteranno a fare anche la domanda. Dottore Romeo, le volevo chiedere anche altro, perché lei ha accennato alla impossibilità per le piccole associazioni di accedere al servizio civile perché comunque sono previsti dei criteri ben definiti. Allora, il CSV in questo momento con questo programma ha risolto il problema? In che modo garantisce per le piccole associazioni? E poi anche qual è per le piccole associazioni la positività e quindi il vantaggio del servizio civile? Sì, intanto diciamo che stiamo facendo un lavoro, dopo aver costituito questa rete, un lavoro di sinergia e di raccordo tra tutte queste associazioni, quindi è chiaro che stiamo chiedendo ad ognuno di loro come un approccio innanzitutto rigoroso, nel senso che a noi la cosa che sta più a cuore è proprio l'educazione e la formazione di questi giovani. Siamo consapevoli che è un momento particolare anche della nostra storia, anche del momento attuale con questa pandemia, quindi con tutte queste limitazioni, però nello stesso tempo stiamo richiamando le associazioni innanzitutto ad avere un approccio di attenzione nei confronti di questi giovani, nel senso di accompagnarli in percorsi, in un'offerta insomma di proposta educativa e formativa. Quindi vogliamo evitare che possa un'area di parcheggio o giusto una cosa così, tanto per fare, perché siamo convinti che è un investimento importante non solo per le associazioni, ma soprattutto per questi ragazzi, e poi può avere una ricaduta importante, diciamo significativa su tutto il territorio provinciale. Noi abbiamo in circa, con questo progetto, ci sono circa 30 i comuni interessati, poi abbiamo anche coinvolto la provincia, l'ufficio del lavoro, l'Università della Calabria, quindi voglio dire un parterre veramente eccezionale proprio per cogliere questa sfida. Tra l'altro avete fatto tutto questo lavoro chiaramente così come stiamo facendo questa trasmissione online. Presidente Romeo, vogliamo anche dare dei riferimenti pratici. Abbiamo detto che le domande possono essere inoltrate online al CSV, molti sanno già che cos'è il servizio civile, altri no, quindi vogliamo anche dire quanto dura il servizio civile e poi anche rendere noto che il servizio civile non è gratuito. Sì, intanto è una scelta che possono fare i giovani, proprio una scelta aperta per un anno di impegno, un anno o anche meno. Per noi i progetti sono tutti di un anno. Prevede anche una forma di indennità, quindi un pagamento che si aggira sui 438 euro, mi pare. Quindi loro fanno questo servizio che esigerà un impegno di 30 ore settimanali. È chiaro che sono assicurati, insomma questo può essere anche riscattato un domani per la pensione, cioè è un periodo che un giovane decide di dedicare ad un impegno che può essere determinante per la sua formazione e che può costituire per le associazioni anche, come dire, un contatto importante, perché
tanto si incontrano questi giovani, alcuni di questi sappiamo, io ne sono anche, come dire, una prova, no? Cioè che attraverso questo servizio poi uno può decidere di dedicarsi, insomma, come scelta di vita, no? Quindi sono tanti giovani che vengono coinvolti poi in queste attività, addirittura diventano loro stessi protagonisti e poi anche, insomma, i dirigenti di queste realtà importanti che sono le realtà del non profit. Assolutamente sì. Kevin Garofalo, lo dicevamo, tu fai parte dell'associazione Sicurezza, Autonomia, Mobilità e hai maturato una esperienza di servizio civile. Intanto ci racconti come è andata, insomma, che cosa c'è stato di diverso, c'è stato un prima e un dopo il servizio civile e quindi che cosa è successo durante questa esperienza? Allora, grazie innanzitutto per avermi invitato, sono onorato di parte a questa trasmissione. Saluto tutti i spettatori. Che dire, il servizio civile secondo me dovrebbe essere chiamato più che servizio missione civile, nel senso che una missione, come dice il Presidente, di formazione per i ragazzi che ho vissuto in prima persona, ho vissuto veramente una formazione a 360 gradi, una formazione sociale, una formazione di vita, ho appreso concetti fondamentali che mi hanno portato a agli obiettivi che ho raggiunto oggi e agli obiettivi che continuo a raggiungere giornalmente, perché ho iniziato e ho svolto il servizio civile 3 anni fa presso l'ente Unione Italiana Ciechi di Cosenza, nella sezione di Cosenza, ed è stato veramente un anno, 12 mesi fantastici a dir poco, perché sono stati mesi in cui ho appreso nozioni fondamentali per la vita, ho appreso quanto è importante svolgere un servizio, aiutare il prossimo, quindi mettersi a disposizione della società. Quindi servizio civile vuol dire veramente formazione, vuol dire avere quello sviluppo necessario che ci permette poi di ampliare i nostri confini di vita, proprio i nostri confini di persona soprattutto, quindi è una formazione veramente a 360 gradi. Poi, come dice il Presidente, giustamente c'è il compenso che è giustissimo, è un compenso ottimale perché sono 30 ore a settimana e quindi fanno molto comodo per ragazzi magari che cercano anche una base, tra virgolette, economica, che vanno ad affrontare tutte queste problematiche sociali e vanno insieme ad altri ragazzi, ad altri compagni con cui formeranno quindi poi un gruppo, cercare di aiutare il prossimo, tra virgolette. Kevin, com'è stato l'approccio, no? Con una realtà completamente diversa? Ha parlato del servizio civile presso l'Unione Italiana Ciechi, quindi disabilità importante, una realtà che conosceva o no? O che hai imparato a conoscere, e anche questa idea del volontariato e del servizio, come è cambiata rispetto all'idea che aveva prima di entrare in questo mondo e di viverlo, perché una cosa è conoscerla dall'esterno, una realtà, altro è esserci dentro, farne parte, viverla. Sì, certo, sicuramente è stata una cosa totalmente nuova quando mi sono trovato catapultato in questa nuova realtà dove naturalmente si dà da affrontare, a mio avviso, una delle disabilità più forti che si possa incontrare, che si possa, con cui bisogna convivere. Però sono entrato subito a far parte di questo gruppo straordinario di persone e da qui ho capito uno dei concetti fondamentali della vita, che non bisogna avere limiti, nel senso che i limiti sono dei muri che ci poniamo a noi stessi, ma possiamo tranquillamente abbatterli, perché è come le barriere architettoniche. Ad oggi noi con la SAM, con i miei colleghi, con i ragazzi dell'associazione, ci occupiamo proprio di andare a oltrepassare, di andare ad abbattere queste barriere architettoniche. All'interno dell'Unione Ciechi ho capito proprio questo. Ho visto ragazzi che svolgevano attività che non avevo mai visto prima. Ho capito che
le disabilità non esistono, esistono solo persone che devono intraprendere magari un qualcosa che possono raggiungere tranquillamente, magari con ausili, ma si possono raggiungere tranquillamente. Tutti gli obiettivi, tutte le cose che un ragazzo vuole svolgere si possono raggiungere. Noi siamo anche, abbiamo aperto un'altra associazione che è la Polisportiva Olimpia. Qua andiamo a giocare campionati nazionali di Serie A, di Serie B, di sport paraolimpici, quali il torball e il goalball. Io all'inizio ero molto scettico su questo, nel senso pensavo veramente che non si poteva arrivare a questi livelli, ma ad oggi capisco che magari pensarlo è impossibile, ma realizzarlo è veramente fattibile. Questa è una bella lezione di vita, mi sa che il servizio civile ha aperto nuovi orizzonti e nuove prospettive. L'altra domanda è: l'associazione di cui fai parte è nata dopo il servizio civile o esisteva già prima? È stata una conseguenza del servizio civile? No, l'associazione SAM, Sicurezza, Autonomia e Mobilità, nasce già prima, nasce nel 2018 e si occupa di quella che è la costruzione e la fruizione di tutti gli ausili che possono migliorare la vita quotidiana, soprattutto delle persone non vedenti e ipovedenti, quindi andare a migliorare ogni piccolo tassello, dalle barriere architettoniche alla semplice autonomia domestica. Quindi ci occupiamo di tutte quelle che è la creazione di ausili. Naturalmente con il nuovo, con le nuove tecnologie lavoriamo anche con macchinari quali macchine 3D o magari macchine pantografi con cui realizziamo quindi gli ausili, macchine 3D resino a filo continuo. Insomma, cerchiamo di realizzare quelli che sono i migliori ausili che possono migliorare la vita quotidiana e di tutti i giorni di un ragazzo non vedente o ipovedente. Ed è davvero una bella realtà. Presidente Romeo, le voglio chiedere questo, no? Kevin in questo momento ce ne ha dato anche una testimonianza. Chi si avvicina al servizio civile fa già parte di un'associazione di volontariato, sceglie il servizio a cui aderire e poi svolgere, oppure si fa la domanda e poi è il CSV che sceglierà per il giovane? Allora, le selezioni saranno fatte insieme alle associazioni, o meglio, siccome ci sono associazioni che hanno già esperienza di questo servizio, allora noi li affianchiamo così come ci sarà chiesto. Altre associazioni sono nuove, quindi chiaramente ci hanno chiesto un affiancamento fin dall'inizio di tutte le procedure, quindi è una cosa che faremo insieme. Per quanto riguarda poi il fatto che molte associazioni, no, soprattutto quando si tratta di servizi alla persona, nel caso che ci ha raccontato, nell'esperienza di Kevin, insomma con disabilità anche importanti, c'è bisogno anche di una formazione. E poi c'è anche un altro elemento secondo me interessante, che è un camminare insieme, quasi un incontro tra generazioni che non sempre avviene, che forse col servizio civile si cammina insieme, anche se forse parallelamente, no? Si incontrano più generazioni diverse e riescono anche a parlarsi. Sì, è vero, perché io diciamo che da sempre ho assecondato questo servizio. Inizialmente sono stato anche io un obiettore di coscienza ai miei tempi, quando ancora c'era la prima legge. E quindi è un'occasione per tutti di imparare gli uni dagli altri, quindi anche i grandi dai giovani e i giovani dai grandi. Quindi si crea questo scambio ed è uno scambio molto bello, perché avviene proprio nelle attività, avviene in quel darsi agli altri, no? Quindi uno è come se venisse aiutato ad esprimere di più se stesso, ad essere anche più realizzato. È un'esperienza, credo, che tutti dovrebbero fare, perché voglio dire, insegna anche ad affrontare le piccole cose della vita, no? Quindi come si fa, per esempio, come si fanno delle pratiche, come si fa una raccomandata, per fare un esempio banale, no? Però fin dalle piccole cose. È chiaro poi che
i ragazzi del servizio civile non sostituiranno mai gli operatori di un'associazione, ma li affiancheranno fin quando continuerà questo processo, fino a quando non si saranno formati. È prevista comunque tutta una serie di formazione, sia sugli obiettivi generali, ma anche di formazione specifica. Quindi voglio dire, i ragazzi sono affiancati un po' in tutto il lavoro, ma poi vengono formati ad hoc, quindi è un'opportunità, ripeto, enorme di formazione. Sempre nel pratico, quando scade il termine per presentare le domande, finora sono arrivate tante adesioni? Le adesioni siamo, mi pare, su oltre 200. Il termine è stato prorogato al 15 febbraio fino alle ore 14. Devo anche dire che ultimamente questo servizio viene visto ultimamente un po' in crisi, no? Nel senso che abbiamo notato una diminuzione delle richieste, delle domande, quindi noi è chiaro che ci stiamo ponendo anche questo problema, cioè su come incidere, su come arrivare soprattutto ai giovani, quindi stiamo facendo un po' di tutto, sia sui social, anche sui modi più classici, cioè sui giornali, ma anche con incontri. Per esempio sabato scorso abbiamo avuto un bellissimo incontro con le associazioni giovanili che sono impegnate in università, una decina di associazioni con cui ci siamo anche confrontati, abbiamo discusso. Poi io voglio dire una cosa particolare che questo programma ha e che costituisce secondo me un po' una sfida nella sfida, nel senso che noi abbiamo previsto di coinvolgere 77 giovani che sarebbero i famosi NEET, cioè chi non studia, chi non lavora, quindi questi ragazzi che sono ai margini anche della società o che non vengono un po' filati da nessuno, no? Certo, ed è un elemento importante. Io devo chiudere e quindi vorrei brevissimamente chiedere a Kevin Garofalo, questa è un'esperienza che rafforza l'idea di lavorare nel sociale? Sì, sicuramente sì. Io, diciamo, nella vita prima del servizio civile avevo altri progetti che magari sempre inseriti nell'associazionismo, anche perché sono anch'io presidente di un'associazione universitaria. Però diciamo che ha rafforzato e ha migliorato tantissimo quello che è l'approccio con il sociale, con le associazioni. Infatti abbiamo dopo la fine del mio servizio civile, del mio mandato, tra virgolette, di servizio civile, si sono aperte altre 2 associazioni, che è quella della Polisportiva, anche una, con cui stiamo intraprendendo un nuovo progetto di sport per i ragazzi, per avvicinare quindi i ragazzi non vedenti e ipovedenti a quelli che sono gli sport paralimpici. Quindi sì, assolutamente sì. Io voglio dare un consiglio a tutti i ragazzi a cui posso arrivare con questa trasmissione, diciamo a tutti i telespettatori: iniziate a fate domanda, perché sarà un'esperienza bellissima, sarà un'esperienza che cambierà e amplierà i vostri confini di vita, insomma una missione civile da fare assolutamente. Queste parole bellissime ci fermiamo, grazie per essere stati con noi, grazie al Presidente Romeo, grazie a Kevin Garofalo, grazie a Luca Chito in regia, grazie a voi per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.